Se gli altri stanno nella situazione attuale sarà inevitabile, come la legge della caduta dei gravi, perché se non c'hai l'avversario vinci. Se corri da solo di solito arrivi primo. Una battaglia senza avversario, una passeggiata per il centro-sinistra alle regionali del 2015 se le cose restano così come sono. Il nemico del Partito Democratico per ora è interno. Parla chiaro come suo solito Massimo Cacciari, che liquida il tentativo di Flavio Tosi di aggregare intorno al suo nome il centrodestra sia a livello nazionale sia regionale. Tosi non potrà mai allearsi col PDL e da solo non potrà mai farcela. Neanche più a Verona ce la farebbe. Quindi non può essere né un PDL puro né un leghista puro. In questo caso vince chiunque del Partito Democratico. In Veneto per il centro-sinistra a questo punto non è un problema di candidato, secondo Cacciari. Zanonato o Variati, lei come li vede? Sono due persone ottime, che vanno benissimo, ma ti ripeto, non è quello il problema è che capire che cosa ci sarà accanto contro gli Zanonato e Variati. Non lo so. Al momento non c'è niente. Fondamentale per la partita veneta quanto il nuovo segretario nazionale del PD riuscirà a riaggregare il partito. Matteo Renzi, più che unire, divide per la sua incompatibilità culturale con la componente di tradizione comunista e socialdemocratica. Non lo so se poi una vittoria di Renzi a maggioranza larga o stretta consentirà poi una soluzione unitaria all'interno del Partito Democratico. Ne dubito fortemente.